Presidente, è finita 1-1, ma al di là della partita non è oggi possibile quello che è successo con l'arbitraggio? No, non è proprio possibile, è un arbitraggio scandaloso, vergognoso e inammissibile. Due episodi che ci hanno pregiudicato completamente la partita. Sicuramente l'espulsione di Nichele non ci sta, era per terra, gli hanno girato un secchio di acqua fredda e lui per reazione ha detto scusatevi, e l'arbitro rosso. Guercilena, un altro rosso. Rigori non dati, non so se andiamo avanti con questo andamento qui, il Treviso è fortemente penalizzato per tutto il resto del campionato. Senti, al di là appunto dell'arbitraggio, comunque la squadra ti è piaciuta in campo? Si vede l'aggressività, si vede la lucidità, si vede la voglia di portare avanti un bel progetto che abbiamo iniziato qualche mese fa, quindi onestamente non me la sento di rimproverare i ragazzi, anche perché hanno fatto una splendida partita, soprattutto siamo passati in vantaggio quando eravamo in 10, e che è tutto dire. Adesso magari i gufi sono soddisfatti perché Tunno finalmente ha preso gol. Ma insomma ci sta, non era questo il traguardo che avevamo, anche se purtroppo dispiace per lui che ci teneva ad andare avanti imbattuto, ma insomma pazienza. Senti, come mai questo tipo di arbitraggio secondo te? Sono impreparati, il Treviso crea suddistanza psicologica, cioè sono errori abbastanza palesi? Ma non voglio neanche pensare che il Treviso crei sudditanza psicologica, però la scarsa professionalità si vede ed è tangibile.